molti diranno sì, provvedimenti che sottopongono le famiglie e le persone ad una situazione di difficoltà, è vero, è così, ma questo è un virus che si diffonde molto rapidamente e noi come governo abbiamo scelto di affidarci alle decisioni che la comunità scientifica ci dice con grande trasparenza. Il governo ha deciso un intervento drastico, provvedimenti che mettono a dura prova la quotidianità stessa delle persone. Pierpaolo Baretta, candidato sindaco a Venezia e sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non lo nasconde, ma bisogna anche prendere coscienza che la situazione è seria e la si deve affrontare tutti con responsabilità, solidarietà e fiducia nella comunità scientifica. Ai provvedimenti sanitari, poi, il governo affiancherà quelli economici. È urgente mettere a disposizione la cassa integrazione straordinaria e per tutti i settori, in deroga per tutti i settori. Ci sono settori come il turismo e l'alberghiero che non ce l'hanno di proprio, ma qui bisogna tamponare e salvare innanzitutto il più possibile l'occupazione. Ci sono le aziende sotto i 5 dipendenti che non possono usufruire dell'integrazione salariale, dobbiamo fare in modo che possano accedere al fondo. Bisogna assolutamente sospendere subito i mutui per le famiglie e per le imprese. Personalmente penso anche che il rientro dai mutui dovrebbe essere cadenzato nel tempo, rateizzato. Da Venezia, che sta pagando un prezzo carissimo all'emergenza coronavirus, dove si trova attualmente, Baretta si propone come un ponte verso Roma, in un clima di piena collaborazione tra le istituzioni a tutti i livelli. Io farò il possibile per mantenere questo collegamento e le informazioni, raccogliere anche le istanze dei cittadini, ma anche trasmettere mano a mano che costruiremo le decisioni quello che sarà deciso, in maniera tale che ci sia questo costante filtro. Tutti dobbiamo essere a disposizione di tutti noi per gestire, affrontare e il più rapidamente possibile superare questa emergenza.